Sono onorato di essere qui in Consiglio regionale a presentare un libro, un romanzo che rappresenta 10 anni di conferenze, racchiude i 14 argomenti che ha presentato in questi anni e soprattutto parla di un massiccio che non soltanto per noi veneti ma anche per tutto il mondo rappresenta qualcosa di sacro al di là della tragedia della Grande Guerra, perché il Pasubio, che visse i 41 mesi ininterrottamente della Grande Guerra, visse anche tutta la condizione umana e anche le condizioni andando oltre le condizioni di resistenza che potevano sopportare i nostri soldati e anche ovviamente i soldati dell'altro esercito. Quindi per me è un romanzo che racchiude tanto quello che soprattutto significa il significato della guerra che attraversa gli uomini, non gli uomini che fanno la guerra con tutte le sue tragedie, e ovviamente siccome la guerra espone il meglio e il peggio degli uomini, c'è anche una parte da salvare che è quella dell'umanità che viene fuori anche nei momenti peggiori della vita degli uomini. Come editore lavoro nel mondo dei libri da 30 e passa anni, o meglio nel mondo della carta, visto che scrivo su un giornale, una piccola casa editrice, lavoro in una libreria. Con Saverio ci conosciamo da qualche anno, questa è la terza puntata di un'avventura che penso proseguirà anche in futuro. Lui ha sempre affrontato temi poco trattati nella pur vastissima editoria della Grande Guerra. Nel primo libro, che è Parole dal fronte, raccontava i neologismi, i giornali di trincea eccetera. Nel secondo, scritto a quattro mani con Ruggero Dalmolin, racconta la storia di questo signore cinquantenne che alla morte della madre scopre che questa aveva trattenuto, conservato in un baule che lui non aveva mai visto, le lettere che si era scambiata col marito, papà, che lui non aveva mai visto, e scopre che è morto nell'ortigara e inizia una sua particolare ricerca per andare a vedere dove era finito questo uomo, dove era morto eccetera, e raccontando la sua ricerca racconta appunto la guerra. Questa è la storia di un altro aspetto poco noto, che è appunto quello dei cecchini, ma è soprattutto la storia di questo rapporto tra lui e la natura, lui e gli altri, lui e se stesso soprattutto, visto che vive da solo e sta 40 mesi praticamente dentro questa piccola forra dove guarda il mondo. Ecco. La presentazione oggi in Consiglio regionale della Caldaia delle Streghe di Saverio Maiello è stata un'occasione per riportare la storia della Grande Guerra a conoscenza dei piccoli esempi quotidiani che la Grande Guerra ha portato tra i soldati, tra i cittadini che l'hanno vissuta in tempo reale. Ovviamente la Grande Guerra spesso e volentieri viene ricordata con interventi celebrativi. Credo sia importante anche conoscere quelle che sono le storie minori, le storie dei soldati, le storie del territorio che ha vissuto e ha lasciato una grande ferita in occasione di questo evento. Quindi per noi è stato molto importante dare l'opportunità a questo autore di presentare la propria opera.